Venerdì sera, nel primo weekend dopo l'apertura dei locali, Treviso blindata contro movida e assembramenti, controlli per verificare il rispetto delle distanze e utilizzo della mascherina. Ed alcuni baristi decidono di tenere chiuso il locale la sera perché è impossibile gestire lo scarso rispetto delle regole della clientela. Nuovi positivi in Veneto, ma si svuotano le terapie intensive. Positivi Covid rimangono solo in 12 e per l'ordinanza dei centri estivi Zaia aspetta le altre regioni. Il Veneto insiste sul voto a luglio, il governo sempre più orientato per l'Election Day a settembre. Il presidente della regione scrive al capo dello Stato, Mattarella. Stop al turismo d'affari e congressuale, anche gli hotel trevigiani sono in crisi nera, gli albergatori, per noi la fase 2 è ancora lontana. Dopo 3 mesi di chiusura, le case di riposo dell'Isra riaprono alle visite nel segno della massima prudenza. Il saluto a genitori e nonni dietro ad un vetro, il video commuove la Marca. A Fara di Soligo la posa della prima pietra dedicata al capitello della Madonnina del coronavirus, dedicata alle vittime del contagio. Ci saranno anche gli ex voto di chi ce l'ha fatta. Ben ritrovati in diretta come sempre all'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Buonasera a tutti voi. Allora, i dati, l'avete sentito, sono assolutamente confortanti. Ci sono in Veneto soltanto 21 nuovi positivi rispetto a ieri, dove i positivi si erano azzerati, ma si tratta di casi meno gravi. Infatti viene confermato lo svuotamento delle terapie intensive. C'è soltanto una paziente ricoverato in terapia intensiva nel Trevigiano. Andiamo subito a vedere i numeri prima di collegarci con il collega Lucio Zanato, che si trova proprio in Pescheria in questo momento con il sindaco Mario Conte. I numeri sono questi: 21 nuovi positivi in Veneto, come dicevamo, un solo caso nuovo nel Trevigiano. Per quanto riguarda i decessi, non ci sono stati decessi negli ospedali della Marca trevigiana, invece in tutto il Veneto c'è stato un decesso. Allora andiamo, eccolo qui, lo vedo già collegato con noi il nostro Lucio Zanato in Pescheria, con lui il sindaco di Treviso Mario Conte. Allora è il primo venerdì sera delle Liberi Tutti, le grandi aperture, come si comporterà la città e poi insomma Lucio, a te un po' il racconto di che cosa succederà questa sera e questa notte. Allora, intanto buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Telegiornale di Antenna 3. Come vedete sia io che il sindaco teniamo la mascherina per dare il buon esempio. Questo per dire, dietro di noi intanto c'è la gente, ci sono gli spritz del venerdì sera e devo dirvi, arrivando qui, tutti sono rigorosamente a posto. Signor sindaco, si preannuncia bene la movida di questa prima movida del Liberi Tutti quasi. Sì, io ho grande fiducia per i cittadini, per i nostri commercianti che si sono sempre dimostrati molto professionali ed attenti. C'è stata una giornata, la prima giornata, che effettivamente l'euforia e la festa si è fatta un po' prendere la mano, però poi tutto è subito rientrato. Questa sera abbiamo intensificato i controlli con le forze dell'ordine, con la polizia locale, che però sono uno strumento a supporto dei commercianti, nel senso che nel momento in cui la situazione dovesse un po' sfuggire di mano e non fossero in grado di gestire un sovraffollamento dei propri locali, la polizia locale può intervenire a supporto. Però tra l'altro era anche una richiesta che c'era stata fatta addirittura lunedì sera a noi quando abbiamo finito la prima diretta della prima serata Liberi Tutti. Sì, assolutamente, quindi grande collaborazione tra amministrazione comunale e esercenti, grande collaborazione tra amministrazione comunale, esercenti e cittadini, e credo che, visti anche come questi primi momenti, tutto andrà per il meglio, sono convinto di questo. Però insomma presenza importante delle forze dell'ordine a supporto della sicurezza della nostra comunità. Allora, abbiamo visto in questa settimana, in genere, diciamo, chi è un po' più maturo segue bene le regole, quelli più indisciplinati sono i giovani. Allora l'appello del sindaco giovane ai giovani per questa sera e per la movida di questo weekend, primo weekend da quasi Liberi Tutti. Sì, in realtà quel famoso lunedì a tutte le età, insomma, abbiamo un po' sgarrato l'impegno, lo sforzo che chiedo, visti anche i numeri positivi dei bollettini di questi giorni, è di continuare su questa linea della sicurezza per se stessi e per gli altri. Non buttiamo in fumo i grandi sacrifici fatti dalle famiglie, dalle attività commerciali, dagli imprenditori, dai dottori, dai medici che hanno lavorato, e portiamo rispetto anche per le numerose vittime che ci sono state. Quindi se dobbiamo fare ancora qualche settimana di sacrificio, credo che possiamo farlo senza rinunciare all'aperitivo e alla festa. Quindi
facciamo festa, divertiamoci, ma con testa e tenendo conto che siamo ancora in una fase di emergenza sanitaria, seppur verso la fine, ma siamo ancora in emergenza sanitaria. Ecco, ci siamo collegati dalla pescheria perché ieri sera ci sono state le prime 3 sanzioni a dei minorenni e un maggiorenne, sanzioni proprio per assembramento. Eh sì, perché noi richiamiamo al buon senso una volta, lo richiamiamo alla seconda, alla terza arriva la multa. Mi dispiace perché la multa sono 400 euro, quindi capiamo che sono multe anche pesanti, però chi proprio non vuole capire l'importanza della mascherina e soprattutto non è disponibile a fare questo piccolo sacrificio si beccherà la multa. Quindi i controlli ci sono, c'è grande disponibilità da parte delle forze dell'ordine a trovare la linea del buon senso, ma chi si ostinerà a non rispettare le regole verrà anche sanzionato. Poi una piccola postilla che c'entra poco con il coronavirus: il nostro sindaco comincerà a correre questa notte una cosa tipo 18 ore di corsa per fare il giro di tutta la Marca, 100 km, anzi 128 mi pare, per fare vedere che insomma la Marca è riaperta e soprattutto è ospitale. Sì, domani avremmo dovuto fare il passatore, quella famosa gara podistica da Firenze a Faenza. Causa Covid non si farà, però con il gruppo di amici temerari partiremo da Treviso, torneremo a Treviso toccando tutti gli ospedali Covid, quindi come segno di ringraziamento, e faremo tante foto nel territorio delle colline del Prosecco, Montebelluna, Vittorio Veneto, Conegliano, per far vedere anche quanto bello è il nostro territorio e quindi per far sì che la gente vada a visitarlo e soprattutto per sostenere il conto Treviso Solidale, che sta già ottenendo degli ottimi risultati, però servono soldi a favore delle famiglie in difficoltà. Senta, ma tutto a piedi? È tutto a piedi, sicuramente parto, in qualche modo arriverò, però sui tempi non garantisco. Però mi pare che lei abbia fatto come, diciamo così, meta finale il cafoncello. Per che cosa? No, per ringraziare tutti gli operatori, i medici, gli infermieri che hanno lavorato in questa emergenza sanitaria, e quindi lo sforzo che faremo stanotte non è nulla in realtà in confronto al grande lavoro che loro hanno fatto in questi mesi. E proprio per dedicare a questo sforzo, a questa attenzione dei cittadini ma anche dei sanitari, adesso noi ci vediamo un servizio dedicato alla giornata di oggi, ai controlli della Polizia Municipale nelle attività ma anche nei bar, e poi lì nello studio. Però attenzione, perché diversi bar seguiranno l'indicazione della barista che sentirete in apertura di questo servizio. Linea allo studio poi. Ce la teniamo chiusa apposta per evitare qualsiasi problema. Ci sono stati dei problemi di recente? No, vabbè, poi sai che la gente, noi cerchiamo di mantenere le distanze, di far mantenere le distanze alle persone, però non è facile. È solo uno dei tanti commenti quotidiani che vengono raccolti dagli agenti della Polizia Municipale di Treviso durante i controlli per il rispetto delle regole anticontagio, che stando a gran parte dei gestori vengono seguite poco o per niente, soprattutto dai giovani. Non a caso nella serata di giovedì sono arrivate le prime e pesanti sanzioni. Di fronte a delle situazioni critiche come quella che abbiamo rilevato ieri pomeriggio in pescheria, naturalmente, come dicevo prima, sono partite le prime sanzioni per assembramento, 4 verbali elevati a 2 minorenni e 2 maggiorenni. Costo totale per loro? La sanzione è sempre di 400 euro ciascuno. Sì, il timore, soprattutto per questo fine settimana, è che ci possano essere molti assembramenti. Stiamo lavorando anche in queste ore, ma naturalmente lo abbiamo fatto anche in questi giorni, di cercare di stimolare un senso di responsabilità da parte di tutti. Le altre generazioni di cittadini invece al momento stanno seguendo le regole anche in luoghi particolarmente complicati, come ad esempio dal parrucchiere. Noi facciamo dalle 9 del mattino alle 8 di sera. Se abbiamo messo un tavolo fuori, magari che chi viene in anticipo sta fuori, magari aspetta un attimino e poi esce uno e entra l'altro. Perché a volte basta davvero poco, come un tavolino fuori dall'esercizio, per rendere tutto il più possibile vicino alla normalità, anche se l'uso della mascherina comunque per tanti è una sofferenza. Sì, dopo sa che quando ha finito... Sì, certo. Sì. Voi siete conviventi? No. Allora vi ricordo di mantenere la distanza di 1 metro quando poi vi togliete la mascherina per consumare. Sì, ha ragione. Resta l'amarezza di chi, per l'immaturità di pochi, ha deciso, pur in un momento economicamente molto difficile, di non tenere aperto la sera. No, teniamo chiuso per far rispettare meglio le regole e appunto non avere problemi.
Allora, grazie al nostro Lucio Zanato, con lui l'appuntamento per un nuovo collegamento sarà durante l'edizione straordinaria dopo il notiziario. Adesso torniamo a parlare di nuovi casi. Come detto, le terapie intensive si stanno svuotando, in tutto il Veneto ci sono soltanto 12 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre correggo il dato che vi abbiamo dato prima, non ci sono ricoverati nelle terapie intensive del Trevigiano, soltanto 4 pazienti all'ospedale di Treviso sono ricoverati ma in area non critica, 9 all'ospedale di Vittorio Veneto. Ma sentiamo subito le parole del presidente Zaia, che per ora non ha firmato, perché sta aspettando le altre regioni, l'ordinanza per quanto riguarda l'apertura dei centri estivi. Le terapie intensive, questo è un bel dato, sono 40, 12 in meno, delle quali 12 positivi e 28 negativi, quindi noi in teoria dovremmo dichiarare 12 persone Covid in terapia intensiva. La tabella a 7 zeri, 1 per ogni provincia, che ieri sera ha fatto annunciare al professor Crisanti il traguardo del contagio zero, anche con un certo anticipo, è già stata corretta in mattinata. La precauzione è d'obbligo. I casi tornano a salire ma sono meno gravi, le terapie intensive continuano a svuotarsi. 7 nuove dimissioni soltanto ieri. I focolai sono contenuti e sotto controllo. Il Veneto mantiene le promesse e marcia sicuro verso un progressivo isolamento del virus. Restano fermi per ora, in attesa di nuove notizie, gli elettori chiamati a rinnovare Consiglio regionale e comuni e i bambini. Per i centri estivi l'ordinanza tanto attesa resta nel cassetto fino a domani. Abbiamo negoziato di fare una chiusura con le linee guida, noi ce l'abbiamo già, come è accaduto l'altra volta, ce l'abbiamo, se si riesce a chiudere anche assieme a tutte le regioni è finita lì, insomma. Si va verso una linea comune, la strategia vincente per il Presidente, così come è stata quella che ha spinto il governo verso l'apertura anticipata di bar, ristoranti e parrucchieri. Meno semplice sarà la partita delle elezioni, che ha spinto Zaia a scrivere anche al Presidente Mattarella. Risolto il tema di natura sanitaria, ce n'è uno di natura pratica. Votare a fine luglio o il 2 di agosto significherebbe garantire un periodo di preparazione delle liste e di campagna elettorale, un periodo sostanzialmente estivo ma non vacanziero. Votare il 6 o il 13 di settembre significa presentare le liste a Ferragosto e fare la campagna a Ferragosto. E poi c'è il tema dei tamponi, uno strumento diagnostico destinato a tramontare. Il futuro sarà il test rapido, fai da te e a basso costo. Ognuno di noi avrà un protocollo, a questo punto non esiste più problema di lockdown, di infezioni, perché abbiamo l'obbligo per legge, faremo un'ordinanza, di fare l'autodiagnosi con determinate cadenze, identifichiamo i focolai e così la risolviamo velocemente. La mia idea è che i tamponi non andranno avanti a vita. Sul tema delle elezioni il governo detta la linea, l'obiettivo l'Election Day a settembre, lo ha confermato oggi pomeriggio durante l'edizione straordinaria lo stesso ministro D'Incà, durante la quale ha dettato anche la roadmap del nuovo decreto semplificazioni. In questo momento immaginare un voto a luglio è troppo presto, perché c'è la raccolta delle firme per le liste, ci sono la composizione delle liste, quindi il passaggio che stiamo lavorando in questo momento è di poter votare a settembre. La cosa migliore è fare un election day, cioè votare insieme i referendum costituzionali, le amministrative, immagino Venezia e altri comuni del Veneto, e poi per la regione Veneto, visto che diamo le indicazioni. Questa è la linea dell'esecutivo tracciata dal ministro per i rapporti con il Parlamento dopo che la questione è approdata in Commissione Affari Istituzionali con un asse 5 Stelle PD a colpi di emendamento. La via quindi è quella dell'Election Day. Facciamo in una giornata sola, magari con 2 giorni per la votazione per aprire maggiormente, e poi cerchiamo una data per il ballottaggio. A guardare al voto a settembre anche il centro-sinistra regionale con Arturo Lorenzoni, candidato presidente, pronto all'eventuale campagna elettorale estiva. Comunque una data un po' inusuale, perché fare la campagna dall'inizio di agosto al 13 di settembre penso sia una primizia a livello costituzionale italiano. Però sicuramente è una data più gestibile rispetto alla data impossibile su cui Luca Zaia si sta ancora battendo con accessi agli atti parlamentari che voleva votare in luglio. Elezioni a parte, restano diversi nodi, con il governo pronto a ripristinare i fondi ai comuni veneti ricadenti in area rossa e rimasti fuori dal decreto rilancio, e poi la madre di tutte le battaglie, quella per la semplificazione. Su questo proprio D'Incà, reduce dal Consiglio dei Ministri, ha annunciato un decreto ad
ad hoc. E questo è il momento del coraggio, che da ieri sera abbiamo messo praticamente l'impegno comune in Consiglio dei Ministri, lavorando tutti quanti i ministri, con un orizzonte dei prossimi 15 giorni, preparare un decreto, convertirlo entro agosto, inizio di agosto, e quindi dare veramente anche una visione internazionale diversa. Chi non è soddisfatto delle scelte del governo sono sicuramente gli albergatori. Abbiamo ascoltato Federturismo di Confindustria che racconta di una fase 2 mai definitivamente iniziata, soprattutto per il crollo del turismo d'affari e congressuale. A nostro avviso il problema è un problema che riguarda tutta la filiera, dal piccolo albergatore, dal bed and breakfast che praticamente ha 2 camere, fino alla grande struttura ricettivo-congressuale come quella che io dirigo da più di 10 anni, che praticamente dal 23 di febbraio ad oggi ha incassato 0. Per loro, gli albergatori, la fase 2 non è mai iniziata, nonostante non abbiano mai avuto l'obbligo di dover chiudere, i clienti non ci sono e così tantissime strutture alberghiere, soprattutto quelle di grandi dimensioni che vivono di turismo d'affari e congressuale, non riescono a ripartire. Un turismo, quello commerciale, che ha visto una brusca frenata anche a causa della nuova normativa che equipara il contagio da Covid ad un infortunio sul lavoro. E addirittura ad infortunio in itinere se il dipendente è in grado di dimostrare che ha contratto il virus recandosi al lavoro, questa norma, se non viene modificata correttamente o comunque vengono date delle indicazioni precise circa la responsabilità, limitano fortemente i viaggi e le trasferte. Nonostante gli alberghi abbiano aderito al protocollo accoglienza, finché non ripartirà il turismo internazionale, perché ci si potrà spostare in sicurezza, le strutture non potranno contare nemmeno sui proventi delle vacanze. Cassa integrazione e fondo salariale sono stati prorogati, ma non sono misure sufficienti, perché non andranno a coprire tutto il periodo di fermo. Noi come Confindustria Alberghi a livello nazionale e poi in particolare il gruppo turismo di Confindustria Veneto e quindi tutte le territoriali abbiamo concordato una linea comune e trasmesso un'istanza ben chiara al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Affari Regionali, al Ministro del Turismo ovviamente, ma anche al Ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, perché riteniamo che le istanze della nostra categoria debbano essere viste come un fenomeno di tipo economico nazionale, non soltanto un problema che riguarda gli alberghi o le strutture ricettive extraalberghiere. Qui si parla di un'intera filiera che è completamente bloccata. Agroalimentare, ristorazione, strutture ricettive, un settore intero in attesa di un sostegno concreto. Secondo il comparto, il bonus vacanze è soltanto un palliativo, perché taglia fuori un'intera fetta di popolazione, ma non aiuta il settore, perché i soldi vanno compensati dalle strutture che poi li scaricano dai contributi. Dopo 3 mesi di chiusura, le case di riposo dell'Isra riaprono alle visite dei parenti, ovviamente nel segno della massima prudenza. Guardate questo video, questo primo incontro tra persone che sono rimaste per tanti mesi chiuse all'interno delle strutture e i parenti che non hanno potuto vederle. Ciao! Mi conosci tu ancora? Mi conosci tu ancora? Anche se mi sono mascherato? Non ci si può ancora abbracciare, toccare, accarezzare, ma poter tornare a rivedere i propri cari, anche se ancora attraverso un vetro, regala un'emozione profonda di quelle che non si dimenticano più. Dopo 3 mesi di chiusura totale alle visite, per proteggere gli anziani dal contagio, da martedì le strutture dell'Isra consentono questa nuova modalità di visita ai parenti. Come va, mamma? Da martedì noi abbiamo iniziato a far sì che i familiari possano fare dei colloqui attraverso un vetro, il vetro chiaramente con i loro cari. Questo perché? Perché siamo in attesa delle disposizioni generali da parte dell'ASL, ma anche perché vorremmo come case di riposo attuare tutti lo stesso metodo. 3 mesi interminabili di isolamento che hanno però consentito alle case di riposo dell'Isra di rimanere praticamente immuni dal virus, con un solo anziano positivo asintomatico su un totale di 600 ospiti. Nessun contatto diretto con i familiari, con le sole nuove tecnologie a mantenere vivo il legame tra genitori e figli, nonni e nipoti. C'è stato di grande aiuto Skype, le videochiamate sono stato un grande aiuto perché il vedersi è importante, ecco. Però, ripeto, vedersi via Skype una cosa, vedere la persona attraverso il vetro è un'altra cosa, ecco.
perché ti dà un senso di vicinanza che sicuramente non ti dà il telefono e neanche Skype. Ora, seppur separati da un vetro, si può tornare a guardarsi negli occhi. Massima precauzione, perché diciamo questi mesi le case di riposo non è che abbiano avuto una grande pubblicità positiva, ecco. Perciò noi come ISRA siamo stati anche bravi ma anche fortunati, però riteniamo che la fortuna debba essere aiutata con la prudenza. Accanto all'esperienza dell'ISRA c'è chi invece da lunedì ha deciso di puntare sull'apertura di un bar davvero particolare. Abbiamo pensato che è importante il contatto con le persone senza una barriera, è importante per gli ospiti, gli utenti di Casa Maria Adelaide, ma è importante anche sicuramente per tutte le persone che stanno vivendo questo periodo di Covid. Niente vetri ma un bar all'aperto. A Vidora hanno scelto questa strada per riunire ospiti e famiglie dopo più di 80 giorni di distacco anticontagio. Dal 7 di marzo noi siamo chiusi in questa struttura e le persone che vivono qui ovviamente hanno la necessità e il bisogno di sentire e di vedere i familiari. Abbiamo utilizzato lo strumento delle videochiamate e delle chiamate, ma questo al momento non è più possibile mantenerlo. Complici gli spazi aperti e il paesaggio delle colline del Prosecco, qui nel cuore del quartiere del Piave, da lunedì apriranno le porte di questa singolare casetta, tutta in legno, che hanno già chiamato Bar Contatto. Questo periodo, non sapendo per quanto sarebbe durato, abbiamo deciso di crearne uno all'interno, dove è un ambiente dove possono consumare, possono tranquillamente relazionarsi, leggersi il giornale e dove li vedono anche un po' coinvolti a fare anche i camerieri in futuro. E l'idea è nata anche perché pensando anche al futuro, quindi come fare introdurre i familiari, i volontari e eventuali persone che desiderano vedere i ragazzi e i residenti, abbiamo pensato che gradualmente poteva essere aperto e quindi socializzare anche con i familiari, i volontari, perché noi abbiamo tantissimi volontari che ci chiamano, ok, fanno videochiamate, però hanno voglia di vedere i ragazzi. Centri che dovevano aprire già da lunedì scorso, ma ad oggi sono davvero pochi per anziani e disabili quelli effettivamente operativi nella Marca. Non stanno riaprendo perché dopo che è uscita la nuova normativa 595 del 12 maggio dalla Regione siamo in attesa di alcune modifiche. Dobbiamo aspettare che vengano fatti i tamponi a tutti i ragazzi che appartengono al centro diurno e oltre a ciò abbiamo delle modifiche strutturali ed organizzative da fare. Anche il rito islamico tradizionale della preghiera collettiva per la fine del Ramadan tra sabato e domenica prossimi nella Marca trevigiana si svolgerà in maniera virtuale con delle piattaforme di videoconferenza web. Ciascuno dei 17 imam riconosciuti dai fedeli in provincia sta predisponendo la rispettiva comunità ad una partecipazione attraverso questi mezzi informatici. Dunque anche la preghiera quest'anno sarà così personalizzata. Sono tuttavia previsti collegamenti con la Moschea di Roma per l'ascolto del sermone dei vertici nazionali delle comunità islamiche italiane. Nel territorio di Treviso si calcola che i cittadini musulmani ufficialmente residenti siano compresi tra le 30 e le 35.000 unità, sebbene siano da evidenziare comportamenti differenti nella professione spirituale da parte di etnie diverse. Flash mob oggi pomeriggio con le immagini, adesso andiamo davanti al comune. Il flash mob è stato organizzato dal coordinamento studentesco del Nord-Est. Il messaggio era diretto alle istituzioni competenti per pretendere nuovi finanziamenti straordinari, così hanno dichiarato i ragazzi, tornando a parlare di diritto allo studio. Da anni la scuola, dicono, necessita di un cambiamento radicale. Serve mettere in sicurezza le scuole, aumentare il numero delle aule per arginare le classi pollaio. Bisogna rivedere i programmi, ripensare la didattica, incrementare il numero delle cattedre. La didattica online non rispetta il diritto allo studio. Non vogliamo più sentire scuse, hanno concluso i ragazzi nel comunicato che poi è stato diffuso. Non vogliamo decreti che servono solo a temporeggiare, vogliamo poter esercitare da subito il nostro diritto allo studio in salute. Ed ora in sinistra Piave, dove l'azienda di raccolta e gestione dei rifiuti ha approvato un piano di sostegno alle imprese che hanno dovuto sospendere la produzione a causa del contagio. Bisognava dare una mano ai cittadini ed era assolutamente ingiusto per i mesi in cui le aziende sono state chiuse fargli pagare le bollette.
Un taglio alle bollette delle imprese che sono rimaste ferme per il contagio, e questa è la decisione presa dalla Savno con un piano di sostegno che inciderà in non poco sul bilancio dell'azienda di raccolta e gestione dei rifiuti della Sinistra Piave. Alle aziende, quelle che hanno chiuso, quelle che sono state costrette a chiudere, non pagheranno la bolletta. In questo momento, per anticipare questa faccenda, non facciamo pagare 2 mesi di fisso a tutte le aziende, che però a fine anno col conguaglio del 2020 pagheranno. Quelle che hanno avuto, che sono state aperte pagheranno tutto il 12 mesi, quelle che sono state chiuse pagheranno solo 10 mesi. Senta, ma questo per voi è un ulteriore carico sulla spesa? Fate il conto che noi incassiamo dalle aziende 11 milioni di euro, ne abbiamo abbonato più di uno perché il conteggio esatto, salvo sorprese ancora più gravi, come minimo è 1 milione, 1,2 milioni, è un bel colpo per noi. Però questo deve essere fatto per i nostri cittadini, perché in fin dei conti bisogna aiutare le aziende, bisogna aiutarle quando hanno bisogno. Attenzione alle imprese, ma anche a tante famiglie in difficoltà. Ci sembrava assolutamente una cosa giusta nei confronti dei lavoratori in questo momento difficilissimo. Alle famiglie viene abbonato il 50% del fisso. Per quanto tempo? Per tutto l'anno. Per quelli che hanno ISEE sotto i 13.000, fino a 13.000 pagheranno il 50% della bolletta. E guardate che sono un bel colpo anche lì, 400-500 mila euro all'anno anche per i cittadini. Mancate entrate che non saranno comunque aumenti nelle altre bollette per delle decisioni che vorrebbero essere da apripista per molte aziende pubbliche di servizi. Diciamo comunque l'appello è che dopo Savno anche Contarina faccia la stessa cosa. Io penso che l'abbia già fatto, penso che si stiano mettendo d'accordo, sai, non sono nel consiglio di amministrazione di Contarina, aspetta a me, aspetta ai sindaci di Contarina e agli amministratori di Contarina. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Di nuovo in onda apriamo la pagina della cronaca. C'è stato un incidente stradale poco dopo le 19, siamo in centro a paese a circa un centinaio di metri dalla pasticceria Vendramini. Una ragazza che stava attraversando la strada in sella ad una bicicletta elettrica è stata urtata da una macchina che stava passando in quel momento nella stessa direzione di marcia. La ragazza è stata investita sul posto per i rilievi, sono arrivati i carabinieri, non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza è stata investita da una Fiat Punto guidata da un giovane, grossi problemi al traffico proprio per l'ora di punta, insomma dall'uscita di uffici e negozi. E adesso una notizia di cronaca che ci porta a Pordenone, dove è stata smantellata una banda dedita al traffico di droga, cocaina e crack in particolare. I carabinieri della compagnia di Sacile hanno arrestato 14 persone nel corso di un'operazione antidroga che si è conclusa, come dicevo, con la disarticolazione di un traffico di eroina e cocaina tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Sono stati sequestrati 70 grammi di cocaina, 50 di eroina e numerose altre sostanze come crack. Sono state inoltre segnalate alle autorità competenti 60 spacciatori, 29 di questi segnalati alla prefettura di Treviso. Si tratta di cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni, prevalentemente operai e disoccupati, molti dei quali già segnalati alle prefetture quali untori. Le fasi conclusive dell'indagine, iniziate nel novembre dello scorso anno, si sono svolte questa mattina all'alba con l'impiego di 40 carabinieri della compagnia di Sacile, supportati dai colleghi della compagnia di Pordenone e dal nucleo carabinieri cinofini di Torreglia, intervenuti con 2 cani antidroga. Uno spettacolare incidente invece c'è stato questa mattina alle 6:30, siamo a San Michele di Cimadolmo, dove un auto articolato ha perso il controllo finendo contro la recinzione di una casa. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma è tanta la rabbia del sindaco per quanto accaduto. Proprio in quel punto, ha detto il primo cittadino, c'era un'auto Velox che mi hanno costretto a togliere. In 1 anno e mezzo ci sono stati 4 incidenti gravi. In seguito allo schianto di questa mattina ci sono stati molti disagi alla circolazione fino a quando il mezzo pesante è stato rimosso. Ora andiamo a Soligo, dove questa mattina c'è stata una posa della prima pietra davvero speciale. Ecco il volto della Madonnina del coronavirus. La statua mariana dedicata a chi è stato sopraffatto dal contagio e in genere a quanti hanno sofferto e stanno ancora soffrendo per la pandemia che ha avvolto il mondo intero.
Ecco perché Don Brunone de Toffolo, con gli imprenditori Carlo Bisolla e Perindio Di Salvi, hanno deciso di portare ai piedi del Colle di San Gallo questa statua, che è già stato un impegno votivo di una famiglia coneglianese che ora attendeva un altro luogo, soprattutto un restauro che lo offrisse alla devozione dei fedeli. È un'immagine forte, un lavoro anche impegnativo in un momento difficile, molto difficile, quindi c'è l'emozione, insomma, sì. Quando è che sarà pronta? L'opera sarà pronta entro un paio di settimane, poi ci saranno magari degli interventi che richiedono più tempo ma che possono essere svolti successivamente. Ecco com'era il sacello e come sarà invece ricostruito qui, dove questa mattina Don Brunone ha benedetto la posa della base. L'abbiamo portata proprio qui come segno, primo segno dopo il coronavirus. Ci sono stati dei casi purtroppo anche qui a Farra di Soligo, proprio per questo vorremmo affidarle tutte alla Vergine Maria e d'ora in poi questo luogo, che è un luogo frequentato anche per le Sante Messe, il centro parrocchiale, diventerà anche un luogo aperto alla devozione alla Madonna. Quanti passeranno di qua potranno volgere lo sguardo verso di lei perché continui a donare grazie e a dare soprattutto la possibilità, in questo momento si trova in difficoltà per motivi di lavoro, familiari, ma soprattutto direi per le persone che hanno trovato e provato il disagio di questo tempo, ecco, che ci liberi da questa condizione e ci dia la pace e la serenità. Con lui il sindaco di Farra di Soligo, che testimonia il forte ritorno alla fede della sua comunità. Ho avuto diverse segnalazioni di cittadini che mi hanno chiesto appunto ma quando è possibile ritornare. Insomma, c'è stato sicuramente un avvicinamento alla fede, questo sicuramente. Sindaco, oggi non solo testimone nella cerimonia di posa del capitello votivo. Per una volta il sindaco che fa da chirichetta. Mai mettere limiti, facciamo anche questo se serve in questo momento. Come ogni venerdì andiamo insieme a vedere le previsioni del tempo. Perturbazioni scorreranno sulle Alpi nelle prossime ore, però grazie a una alta pressione che ancora protegge le nostre zone di pianura, queste perturbazioni sfogheranno i loro effetti appunto sulle montagne e qualcosa sulle zone pedemontane. Più in dettaglio quindi prevediamo per domani inizialmente una nuvolosità irregolare dovuto proprio al passaggio di questi sistemi perturbati sulle montagne, poi dei rasserenamenti, quindi un tempo tutto sommato stabile, in serata un leggero peggioramento, questo dovuto anche all'accumulo di calore durante la giornata, quindi non si esclude qualche brevissima precipitazione in modo molto isolato ma di nessun significato. Poi domenica mattina avremo ancora una nuvolosità residua ma nulla, ripeto, di significativo e poi dei rasserenamenti, quindi un tempo stabile che ci accompagnerà per quasi tutta la prossima settimana. I venti sono deboli, con tendenza poi a provenire da domenica da est, quindi un po' più freschi e ne risentiranno le temperature. Infatti se anche stabili, quindi con le minime dai 15, 16 ai 18 gradi, le massime domani ancora 27-28 gradi, poi domenica proprio per effetto dei venti da nord-est caleranno intorno ai 24-25 gradi, comunque anche al di sopra della norma. L'alta Adriatica è previsto dai quasi calmo a localmente leggermente mosso. È tutto. E ora le notizie da Belluno. Curva epidemiologica del contagio in discesa anche per l'ULSS Dolomiti, ma avverte il dottor Rodolfo Muzzolon, capo del Dipartimento di Area Specialistica e Pneumologia, non bisogna abbassare la guardia. Il fattore costante era, ad esempio, aver fatto una cena fra amici oppure essere andati a sciare, perché sono attività, a cena chiaramente uno non usa la mascherina, se soprattutto poi si sono ravvicinati su tavolate. L'attività fisica, ovviamente, questo parlo che se i primi casi li abbiamo visti a marzo, vuol dire che il contagio è avvenuto mediamente un paio di settimane prima. È tempo di bilanci e di analisi in ULSS Dolomiti, ora che da 2 settimane a questa parte la curva epidemiologica del contagio da Covid-19 è in costante calo e i reparti dedicati si stanno lentamente svuotando. In ospedale, spiega il dottor Rodolfo Muzzolon, abbiamo trattato casi più gravi con polmonite conclamata e difficoltà respiratoria e abbiamo notato
diventato una costante. Prima dell'esordio della malattia i pazienti erano stati con gli amici o erano andati a sciare. Ecco perché la fase 2 non deve farci abbassare la guardia. I benefici che noi vediamo adesso sono dovuti ai sacrifici che abbiamo fatto fino al 4 maggio. Quindi adesso noi siamo giustamente preoccupati come medici che non vengano diminuite queste misure di prevenzione, perché altrimenti potremmo assistere a un nuovo aumento di ammalati all'inizio di giugno, probabilmente a fine maggio, inizio di giugno. Deve essere sempre mantenuta grande attenzione, ha ribadito il direttore generale di ULSS Dolomiti Adriano Rasi Caldogno. Mascherina, igiene delle mani e distanziamento sociale, sempre in tutte le condizioni, perché dopo tutti quei ricoveri e decessi non possiamo più sbagliare. Ripresa l'attività operativa in tutti gli ospedali che possono contare su un nuovo pacchetto di assunzioni di personale sanitario. L'annuncio oggi assieme alle notizie della donazione di un macchinario per processare i tamponi e dell'individuazione dell'hangar dell'elicottero del SUAM per consentire l'avvio dei lavori della nuova base EMS a Pieve di Cadore. 4 escursionisti trevigiani sono stati recuperati nella notte dal soccorso alpino lungo il sentiero che da Federavecchia porta al rifugio Vandelli a Cortina. I 4, 3 ragazzi e una ragazza trentenne, ieri sera erano partiti intorno alle 19 da Federavecchia, ma a metà strada circa lungo il sentiero numero 217 avevano perso la traccia. Si erano spostati ad est rispetto all'itinerario corretto, salendo per 400 metri e finendo per bloccarsi su un ripido ghiaione a quota 1700 metri. Impauriti ed incapaci di ritornare sui loro passi, il gruppo ha chiesto aiuto, ricevute le coordinate GPS e 5 soccorritori si sono messi in cammino. In un'ora e mezza li hanno individuati e raggiunti. La squadra ha provveduto a far superare agli escursionisti il tratto più impegnativo, facendoli scendere 2 alla volta dopo averli assicurati con corda corta e li ha riportati sul sentiero per poi riaccompagnarli in località Federavecchia. L'intervento si è concluso intorno alle 6 di questa mattina. È la movida senza freni a preoccupare maggiormente gli amministratori pubblici con l'avvio di questa fase 2 che ha ufficializzato la riapertura dei locali. C'è una buona collaborazione con i gestori, così dice il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che agli avventori raccomanda: evitate gli assembramenti. L'avvio della fase 2 è stato interpretato come un Tana libera tutti. Da lunedì sera le piazze e i locali pubblici sono stati presi d'assalto da giovani adulti che dopo più di 2 mesi e mezzo di restrizioni si stanno mostrando in alcuni casi incuranti del rischio contagio ancora presente. A Feltre l'amministrazione comunale ha lavorato d'intesa con i gestori per garantire al massimo il rispetto delle misure di sicurezza. Abbiamo snellito e cercato di velocizzare le procedure per concedere ulteriore occupazione di spazio pubblico al di fuori dei locali come plateatici e pedane, per poter consentire alle persone e in particolare agli avventori dei bar di sedersi all'esterno in sicurezza rispettando le distanze. Ma non tutti sembrano essere consapevoli delle difficoltà ancora dietro l'angolo. Stiamo riscontrando un'ottima collaborazione da parte dei gestori. Mi sentirei di dare un messaggio a tutti noi cittadini, in qualità in questo caso di avventori, di ricordare che dobbiamo cercare di sederci il più possibile e di evitare per quanto possibile lo stazionamento in piedi fuori dai locali. Un richiamo al senso di responsabilità di tutti per dare una mano ai gestori che hanno bisogno assoluto di ripartire in tranquillità e serenità e per evitare che si creino assembramenti all'esterno dei locali. Spiega ancora Perenzin, i locali potranno rimanere aperti e lavorare nella misura in cui tutti saranno rispettosi della necessità di mantenere il distanziamento fisico. Sarebbe veramente un peccato, a causa di qualche comportamento irresponsabile, rovinare il grosso lavoro che è stato fatto in questi 2 mesi e che in questo momento ci sta dando dei risultati importanti dal punto di vista del contenimento dell'epidemia. Lo spazio dei nostri bimbi con la rubrica Bimbi in TV. E fa il sole praticamente. Il bocino pio pio, il bocino
vedere cosa hai ricevuto? Ho ricevuto il quale. Ma cos'è quello? Per fare? Per fare musica. Musica. Con la rubrica Bimbi in TV noi ci fermiamo, ora le previsioni del tempo e poi un'altra ora da trascorrere assieme con tutte le notizie dell'edizione straordinaria. Grazie, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Continua la presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, sabato con bel tempo prevalente ma anche con qualche disturbo. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto continua l'assaggio d'estate che stiamo assaporando ormai da qualche giorno. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole un po' dappertutto. Nel pomeriggio e in serata avremo qualche pioggia, dapprima solamente sui rilievi e sui settori più ad ovest della nostra regione, in estensione entro la notte anche altrove. Clima caldo con temperature minime fino a 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi, punte di 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo poco nuvoloso, ma durante le ore serali e notturne non si esclude qualche acquazzone. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime tra i 24 e i 27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, scenario simile con ampio soleggiamento e con locali precipitazioni a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Antena 3. Arrivederci.